Buongiorno cari amici camminatori, pellegrini e viandanti. Mercoledì 4 giugno ed è il mio secondo giorno di cammino sul Basilicata coast to coast. Ho lasciato Trecchina, dove ho trascorso la notte, e sono in direzione di Lauria. Non è una tappa lunga quella di oggi. E che dirvi? Diciamo che è un cammino ben segnalato innanzitutto, perché dappertutto si trovano segni bianchi e rossi e soprattutto c'è una cartellonistica anche molto curata dal punto di vista degli orari per raggiungere paesi e luoghi. Quindi complimenti agli organizzatori da questo punto di vista. E niente, il cammino si svolge soprattutto in strade secondarie, in sentieri, in luoghi immersi nel verde. Diciamo che sta arrivando il caldo, però sono circa le 8 del mattino e già fa molto caldo. La tappa oggi non è lunga, del resto ieri è stata abbastanza dura, con 1100 metri di dislivello. Oggi per fortuna è un po' più breve, quindi questo mi consentirà anche di riprendermi un po' in forze, perché domani è decisamente più impegnativa. Comunque un giorno alla volta. Oggi punto d'arrivo Lauria, che già conosco, che già ho visitato lo scorso anno facendo il tratto lucano del cammino basiliano. Sono contento comunque di arrivarci da un altro versante e di documentarvi tutta la sua bellezza. Cari amici, vi auguro una buona giornata e un buon cammino di vita.
Cari amici camminatori, pellegrini e viandanti, sono al termine della mia seconda tappa del cammino Basilicata coast to coast da Trecchina e sono salito a Lauria. E vedete alle mie spalle il Santuario della Madonna Assunta dell'Armo e in fondo il castello di Ruggero. Mi trovo a Lauria, alla mia destra Lauria Superiore, qui sotto Lauria Inferiore. Tappa non lunga, non difficile, mi aspetta domani in direzione di Latronico una tappa piuttosto impegnativa. Vedremo, con il caldo certamente non sarà una tappa scontata. Se ricordate, cari amici, in questo luogo sono già passato un anno fa percorrendo la parte lucana del cammino basiliano. Ero partito proprio da Lauria per andare verso Civita, verso la Calabria. Comunque è sempre un piacere ritornare in posti come questo. Allora, da Lauria è tutto, continuate a seguirmi, soprattutto domani, in cui vi racconterò una tappa piuttosto impegnativa che raggiungerà anche il punto più alto del cammino Basilicata coast to coast. Buona serata a tutti e buon cammino di vita.